Il viaggio com'è andato? Benissimo, è anche facile da guidare. Il sindaco ha provato l'ebbrezza di guidare un mezzo ultra tecnologico come il tram, ha percorso i 400 metri del sottopasso ferroviario che collega Mestre a Marghera e in una manciata di minuti è risalito fino a Piazza Sant'Antonio, in carrozza con Giorgio Orsoni, assessori, politici e dirigenti di PMV e ACTV, tutti diretti al Teatro Aurora, dove centinaia di cittadini erano ansiosi di sapere quanto e cosa cambia con l'avvento del tram. Il tempo delle polemiche è finito? Sì, non so se sia finito il tempo delle polemiche, certamente siamo addirittura d'arrivo con il tram, siccome le modifiche collegate all'arrivo del tram nella circolazione viaria della zona centrale e le modifiche apportate all'assetto del mercato bisettimanale sono state significative, forse qualche polemica continua, però sostanzialmente diciamo quello che è già stato attuato regge alla prova dei fatti. Il tram metterà fine a una situazione di marginalità che ha sempre penalizzato Marghera. Sana l'antica ferita di una ferrovia che tagliava in due la città. Sicuramente si supera quella frattura che la ferrovia ha creato dividendo la città in due, una spaccatura che ha segnato profondamente anche lo sviluppo, il mancato sviluppo di Marghera, che oggi può diventare città a pieno titolo alla pari di tutte le altre realtà del territorio mestrino e veneziano. Tra i cambiamenti più evidenti il mercato, con 180 operatori ridistribuiti in un disegno nuovo. Essendoci un mercato fisso alimentare giornaliero in centro a Piazza Mercato, gli altri due poli dell'alimentare sono stati posti in Piazzale della Concordia e Piazza Sant'Antonio. Questo in modo tale che non solo ci siano le 3 fermate in corrispondenza, ma anche perché la gente potesse movimentare e quindi circolare da un lato all'altro del mercato. Le prove tecniche continueranno fino al 15 aprile, poi sarà la commissione ministeriale a decretare la fine dei lavori. Da testare soprattutto il sottopasso, un unicum nel suo genere. Nel mondo esistono altri sistemi tranviari esattamente uguali a questo che operano a Pechino, a Parigi, a Clermont-Ferrand, a Padova. Però tutte queste situazioni non hanno una presenza di sottopasso, di conseguenza noi che l'abbiamo costruito dobbiamo essere in grado di garantire l'assoluta sicurezza da parte dell'utenza. Se tutto fila liscio, il tram entrerà in funzione a Marghera subito dopo Pasqua, 10 chilometri da Favaro al Panorama in 37 minuti, 20 da Piazzale Cialdini. La cosa bella del tram è la certezza dei tempi di percorrenza.